poi che spazio. Non devi stare con l'orologio, insomma. Puoi fare a meno dell'orologio. Posso fare uno dell'orologio, sì. E mi metteresti, se ci riesci, quell'immagine della Perini che ha proiettato prima Maurizio? Sì. Dunque. Eccola qua. Allora, grazie. Io vorrei richiamare un momento la vostra attenzione su ciò che ci circonda, perché questo spazio risale cominciato nel 1937 e concluso nel 1553. È una infrastruttura per l'uso bibliotecario. L'immagine che ha proiettato prima Maurizio Messina, se voi togliete le persone e guardate il pavimento, i muri, i vetri, vedete quello che è un intervento di Carlo Scarpa del 1963 e questi interventi fanno patrimonio. E il patrimonio è un qualche cosa che di solito si è scarsamente abituati a considerare, ma il patrimonio è assolutamente fondamentale in quella che è la considerazione economica di una struttura. Queste due cose sono propriamente interventi di infrastrutturazione e sono interventi che sono destinati a durare nel tempo, ma anche che modificano quella che è la situazione della politica culturale dell'istituto in cui sono intervenuti. E questa sala serve a determinare la grandezza e l'importanza della biblioteca, sostanzialmente della donazione bessarionea, ma poi da qui si sviluppano una serie di altre attività, di altre manifestazioni, e poi via via nel tempo questo spazio conosce tutta una serie di trasformazioni d'uso fino a quella di oggi, che è squisitamente museale, in maniera coerente con quello che è il destino delle biblioteche di conservazione, che sempre di più, venendo meno il confine tra archivio, biblioteca e museo, sempre di più le biblioteche che conservano patrimoni antichi assumono una funzione museale. Magari questo sembra meno vero laddove si pensi alla consultazione, ma possiamo poi tornare su questo argomento e specificarlo meglio. Nel caso della Querini Stampalia, questo intervento del 1963, 59-63 di Carlo Scarpa, distrugge letteralmente quella che era la definizione ottocentesca di quello spazio, crea un nuovo spazio protetto almeno fino a un certo livello dall'acqua alta, e dà alla Fondazione Querini Stampalia una sala in cui è possibile sviluppare delle manifestazioni culturali, e questo determina un nuovo ruolo di una struttura che aveva perduto nella nozione comune il nome di fondazione e veniva chiamata semplicemente Biblioteca Querini Stampalia, nonostante fosse biblioteca museo e attività di studio, di ricerca, di sviluppo, attività creative, che solo con questa infrastrutturazione, non a caso anche qui affidata ad un grande architetto, come questa sala è stata affidata a Sansovino e poi arricchita con le pitture di tutti quelli che erano considerati i migliori pittori del tempo,
questo tipo di infrastrutturazione determina la possibilità di sfruttare un patrimonio in prospettiva, nel tempo, quotidianamente, disponendo di una maggiore risorsa, di una maggiore forza. Questa sala, per esempio, è stata fondamentale per la creazione di un percorso museale che era anche un percorso di politica culturale, quello del biglietto unico della Piazza San Marco. Senza questa sala non si sarebbe generata quella funzione, o quantomeno non sarebbe entrata la Marciana in quella funzione, e quindi in qualche modo sarebbe stata preponderante la parte del comune rispetto alla parte del ministero. Anche questo all'epoca è stato argomento di non poca importanza nello sviluppo di questa attività, perché poi i corollari, le declinazioni nel tempo delle infrastrutture sono straordinariamente numerosi. Oggi parliamo di 30 anni di SBN, che è un'altra infrastruttura fondamentale. Ci è stato spiegato quanto nella sua storia lo sviluppo sia stato progressivo e quanto ci sia ancora da fare per usare al meglio questa infrastruttura. Ma SBN ha certamente generato un diverso livello della cultura bibliotecaria, e la cooperazione di cui si è tanto parlato è diventata realtà nelle teste degli operatori solo a partire dall'esistenza di questa infrastruttura. È vero che non è stata ancora utilizzata al meglio, che non è stata ancora sviluppata quanto possibile, ma ricordiamoci che quando si interviene con una riforma ci vogliono dai 20 ai 30 anni perché questa riforma effettivamente diventi un fatto culturale nelle strutture che investe. Quindi oggi, a 30 anni dalla nascita del polo SBN a Venezia, possiamo dire che è importante fare riflessioni come quella che per esempio ha avanzato Cristina Celegon sulle possibilità di sviluppo. Con oltretutto Marisa Montanari ci ha dato l'idea di quale possa essere il sostegno dello strumento tecnologico in tutto quanto questo. Noi dobbiamo anche pensare che siamo agli inizi di una nuova stagione, e essendo agli inizi stiamo vivendo una stagione di straordinario interesse, una stagione in cui l'accumulazione e trasmissione della conoscenza varia come mai è avvenuto in passato. Cioè noi stiamo uscendo dal mondo della parola scritta per entrare dentro al mondo della tecnologia, in cui la parola è in qualche modo rarefatta, sintatticamente è meno organata, e in cui l'immagine fissa e l'immagine in movimento prendono un enorme peso oltre al suono, perché la parola verrà anche declinata in termini sonori. Tutto quanto questo sarà affidato alle macchine, e tutto quanto questo è molto più coerente con il modo di lavorare della mente di quanto non lo sia la parola scritta. Il modo di lavorare della mente è quello del sogno, che ha una infinità di possibili correlazioni, no? che sono state messe debitamente a fuoco a partire dall'inizio del Novecento, dagli studi di Sigmund Freud, autore dell'interpretazione dei sogni, e via dicendo, no? Si è aperta proprio una grande strada sul modo di lavorare della mente, che conosce anche adesso delle declinazioni che sono relative alla fisiologia del cervello, e da qui poi stanno nascendo nuovi studi che investono anche gli humanities, i nostri
studi più correnti. Allora noi dobbiamo percepire la nostra immersione in questa dimensione, che potrebbe terrorizzarci da un certo punto di vista. Se io penso ai cazziatoni che mi fa mio figlio sul mio uso del cellulare perché non sono capace di usarlo, e lui da studente di ingegneria ma soprattutto da nativo digitale, avendo 22 anni, ha tutto un altro modo di vivere queste questioni. Devo dire che proprio l'esperienza che ho familiare con questo mio figlio, ormai milanese, è quella di un vivere con il computer senza per questo abbandonare tutto quanto il resto. Lui è anche un pianista, è comunque uno studente di ingegneria, ha sviluppato una cultura, soprattutto musicale, estremamente interessante grazie all'uso costante, esagerato secondo me, del computer. Ma questo mi ha mostrato come ormai siano entrate queste nuove generazioni in un nuovo mondo che noi facciamo fatica a seguire, perché le nostre strutture dal punto di vista del personale sono enormemente invecchiate e spesso questo determina anche delle conflittualità. Quando io lavoravo alla Biennale, per esempio, mi ricordo un conflitto costante e fragoroso fra i dipendenti incardinati e anziani e le nuove leve, che erano tutte precarie ma che erano tutte stralaureate e masterizzate, e parlavano correntemente l'inglese e così via, e avevano quindi una capacità del tutto superiore rispetto a questo personale invecchiato e non aggiornato, e questo finiva per determinare delle frizioni importanti con oltretutto il sindacato vecchione schierato dalla parte del personale incardinato, incapace cioè di cogliere il senso di questi processi, le difficoltà, la complessità che questi processi mettono in atto. Ecco, allora noi dobbiamo partire dall'idea che viviamo la straordinaria complessità del contemporaneo con tutto quanto quello che comporta. Vediamo questa crisi palese del servizio bibliotecario, ma vediamo anche la fioritura del servizio bibliotecario, continuamente utilizzato e sempre più utilizzato, e con un incremento costante di richiesta da parte dell'utenza rispetto al servizio bibliotecario, che viene invece penalizzato dalla riduzione che abbiamo pesantemente vissuto nell'ultimo decennio in particolare di risorse. E senza le risorse, senza gli strumenti per l'infrastrutturazione, non possiamo andare avanti. Gli strumenti per l'infrastrutturazione vuol dire da una parte gli investimenti, e quindi la capacità che noi dobbiamo avere di individuare gli investimenti e di ottenere gli investimenti, e dall'altra l'individuazione di quella che è la funzione, proprio il patrimonio generato non solo dal lavoro, no? dai dati accumulati, ma anche dalla competenza che ha assunto il personale. Quindi il lavoro di infrastrutturazione è un lavoro che ha senso solamente se c'è una grande attività di manutenzione, una grande attività di accrescimento a partire da questo. Altrimenti succedono delle cose come quella che abbiamo visto a Genova col crollo del ponte Morandi. Cioè, quella era un'infrastruttura meravigliosa che adesso viene abbattuta perché non è stata manutenuta, non è stata aggiornata in maniera adeguata. È vero che adesso molti parlano di decrescita felice, di terrore generato dalle infrastrutturazioni, dal fatto che gli investimenti determinano le tangenti e così via. Ma è altrettanto vero che se noi vogliamo
restare nel mondo globale, dobbiamo fare i conti col mondo globale, dobbiamo fare i conti con quello che il mondo globale ci chiede all'interno dei nostri servizi. E il mondo globale è chi sta sulla porta, chi sta all'ingresso della biblioteca e poi dentro la biblioteca, ma anche chi sta remotamente richiedendo il medesimo servizio, perché sempre di più questo è quello che sta avvenendo, no? Sempre di più noi dobbiamo fornire dati. Allora le tecnologie oggi forniscono grandi progressi a cui però non riesce a tenere dietro quello che è l'aggiornamento del personale per l'uso delle tecnologie e poi dall'altra parte quella che è l'enorme richiesta di caricamento dei dati. Sì, c'è l'app che ti risponde, ma non ti può rispondere se non hai messo dentro le risposte alle domande, no? Allora, forse questa è una conclusione piuttosto banale e sciocca, ma occorre un adeguato ricorso alle risorse. È vero che la competenza delle risorse, della generazione di risorse non ci appartiene dal punto di vista della risorsa finanziaria e quindi bisogna che ci attrezziamo per ottenere una capacità di interlocuzione. Questo significa una capacità di comunicazione, una capacità retorica, una capacità di evidenziazione di quelle che sono le funzioni, di come vengono svolte, di quanto valgono, no? Cioè, al di là del costo, qual è il valore? La grande difficoltà degli amministratori è quella di riuscire a stabilire una relazione tra costo e valore, ma tutto ciò che non è rapporto corretto tra costo e valore è sciocco e vano. E questo è assolutamente fondamentale. Allora, se noi non siamo in grado di cogliere quello che è il nostro costo come risorse, quello che è il costo di quello che abbiamo, quello che è il costo di quello che facciamo e quello che è il valore di quello che produciamo, perché noi stiamo producendo beni, i dati sono beni, e servizi, e tutto quanto questo ha un preciso valore che è misurabile. Gli organizzativisti, gli economisti che si occupano di organizzazione fanno questo mestiere, no? La valutazione del prodotto in relazione a quello che è il costo. C'è l'entrata ma c'è l'uscita, sia nel senso finanziario, entrano dei soldi, escono dei soldi, sia nel senso inverso, c'è una produzione, c'è un costo per la produzione, ma c'è un output che è il prodotto. E siccome noi lavoriamo con l'immateriale, in sostanza, facciamo più fatica a far percepire il significato di quello che facciamo e il valore di quello che facciamo, ma noi stessi non siamo abituati a considerarlo tale, tutto sommato, no? È difficile che arriviamo a dare un valore finanziario a quello che noi facciamo, ma il valore finanziario determina il valore economico di quello che facciamo e quindi di quello che siamo, perché noi siamo quello che facciamo in realtà, no? Certo siamo anche molto altro, ma siamo moltissimo questo. Quindi io credo la nostra attenzione va spinta in direzione di questa concezione del nostro lavoro, cioè dobbiamo essere coscienti di quella che è la dimensione economica del nostro lavoro e dell'importanza che ha rispetto a questo ciò che creiamo, perché noi siamo dei creatori di prodotti immateriali che intervengono sia sui prodotti materiali sia sull'attività degli uomini, i nostri utenti. Tutto quanto questo però non può prescindere da quello che è il sistema educativo nel suo complesso, perché è lì
costruisce tutto, cioè lì si costruisce l'utenza, si costruisce in parte anche il personale, ma soprattutto si costruisce l'utenza. Se quel sistema non funziona, le conseguenze sono delle conseguenze gravissime anche per il nostro lavoro. E devo dire che il buon funzionamento del sistema educativo, per conto mio, viene prima del buon funzionamento del nostro lavoro. Cioè quella è la vera base. Se noi non insegniamo alla gente a saper leggere la quotidianità, a saper leggere il mondo in cui vivono, sono enormemente esposti a comportamenti distruttivi, autolesionisti e distruttivi, senza rendersene conto. Ma questo è quello che stiamo vivendo oggi, quello che stiamo vedendo oggi, perché dalla creazione dell'università di massa, che è conseguente ai fenomeni degli anni 60 in poi, c'è stato un degrado di tutto il sistema educativo che è veramente enorme. Cioè, di fronte alla richiesta di acculturazione è stata data una falsa risposta in termini di acculturazione, cioè è stata data un'acculturazione bassa, e questo progressivamente ha determinato una situazione di enorme liquidità di questo Paese. È sparita la classe dirigente, ma è sparita anche la cultura dirigente, che doveva sostituirsi in qualche modo alla classe dirigente. Cioè noi viviamo totalmente sprovveduti, questa è la realtà, e nella misura in cui questo è diffuso, le conseguenze sono il malgoverno. Il malgoverno vuol dire anche non investire nelle infrastrutture e non investire nella loro manutenzione. Allora, dentro a tutto quanto questo, che cos'è che possiamo fare noi? Io, laddove ho avuto modo e ho modo di lavorare, ho sempre immaginato di dovermi comportare come un'isola per quanto possibile. Nell'89 ho fatto una mostra per una grande società, la Danieli di Udine, una grande società di produzione dell'acciaio, che stava facendo un impianto che valeva allora come contratto con l'Unione Sovietica 1.000 miliardi di lire. Era destinato ad essere il maggiore impianto al mondo per la produzione di punte per la trivellazione dei pozzi petroliferi, e realizzare questa grande fabbrica, questa infrastruttura, ha posto tutta quanta una serie di problemi di convivenza con il territorio, e a un certo punto è venuta fuori l'idea che le manifestazioni culturali potevano aiutare l'industria a relazionarsi con quel territorio in maniera positiva, visto che erano successi episodi che testimoniavano di una grande difficoltà invece di questa relazione. Allora io sono andato a organizzare a Sumi, in Ucraina, una mostra con 20 dipinti del Settecento della Fondazione Querini Stampalia, ma ho visto come lavorava la fabbrica, come lavorava la costruzione di questa fabbrica. Allora, nella disgregazione dell'Unione Sovietica non era mai certa la fornitura di alcunché, né era mai certa la felice realizzazione, la realizzazione, come si dice a regola d'arte, di alcunché. E allora la fabbrica era stata costruita in modo da avere una autarchia totale, cioè aveva il 40% di scarti di produzione che venivano poi nuovamente fusi e riutilizzati, e aveva quindi tutta una dotazione di quello che era il metallo di cui aveva bisogno, produceva la propria energia elettrica e così via, no?
produceva tutto quanto quello che serviva per il funzionamento del cantiere. Io credo che si possa tentare in qualche modo di sviluppare qualche forma autarchica di organizzazione come forma di legittima difesa rispetto alla erosione progressiva di tutte le risorse, non solamente di quelle finanziarie. Ma l'erosione delle risorse finanziarie finisce per portare con sé un'erosione di tutto ciò che è manutenzione, di tutto ciò che è relazioni interpersonali e così via, cioè abbassa la qualità generale del vivere di una struttura e delle persone che vi operano. E quindi occorre cercare di reagire a questa situazione individuando delle forme di operatività che consentano un minimo di maggiore vivibilità. Poi c'è un altro aspetto, quello della formazione, quello dell'aggiornamento. E è stato detto ancora da Cristina Celegon che c'è stato nella vita di SBN a Venezia, ma ritengo non solo a Venezia, quindi nella vita di Polo, non solo un accrescimento di quello che è il valore del Polo attraverso il valore delle competenze, ma anche attraverso il confronto tra tutte le disomogeneità presenti nel Polo, una crescita generale e poi le relazioni interpersonali che hanno determinato quel tipo di apprendimento che è caratteristico della bottega, no? Cioè in bottega tradizionalmente si imparava a lavorare, io così ho imparato a lavorare, mica all'università. All'università ho imparato a disporre di determinati strumenti per la mia cassetta degli attrezzi, ma poi a lavorare ho imparato in bottega, qui alla Marciana e alla Querini Stampalia, e poi in altre esperienze che mi è accaduto di poter fare. Questa cosa di vivere SBN come una bottega tradizionale, come potrebbe essere una bottega dell'età moderna, una bottega per esempio rinascimentale, è una cosa estremamente interessante su cui vale la pena di insistere. Cioè, quanto più si riesce a sviluppare il rapporto interpersonale sul lavoro, tanto più si riesce a far crescere una forma di autoaggiornamento del polo e del suo personale. E questo mi pare un dato importante. Quando si gioca a calcio, la cosa importante non è guardare il pallone fra i piedi, ma è alzare la testa e vedere come si muovono i giocatori nel campo. Alla stessa maniera io credo noi dobbiamo alzare la testa e guardare chi gioca vicino a noi, che cosa succede, quali sono gli scambi possibili con la realtà nelle sue diverse sfaccettature. Pensate al concetto di utenza potenziale, pensate al concetto di MAB, no? Musei, archivi, biblioteche e così via. Queste sono tutte quante cose che spingono in direzione appunto dell'alzare la testa per guardare quello che possiamo avere attorno. Io non so Stefano, Maurizio, se ci sia altro che io possa dire. No, io voglio dire, penso che i discorsi possano essere ovviamente infiniti a partire da una realtà complessa e articolata come tutto sommato è questa. Ma io più di questo non ho trovato da dire, e quindi su questo io vorrei concludere. Ma io ti ringrazio, stai fuggendo?
sfuggi? No, avevo una domanda da fare, visto che abbiamo un po' di tempo, mi permettevo. No, perché hai detto una cosa, tra le tante cose che hai detto, alzando lo sguardo appunto molto al di là, però hai detto una cosa che mi ha un po' agghiacciato, nel senso che a un certo punto hai parlato dell'isola, della necessità nei momenti di grande difficoltà di adottare dei sistemi autarchici di sopravvivenza come difesa appunto in carenza di risorse, però qui stiamo celebrando il modello opposto, cioè il modello della cooperazione, della collaborazione come valore aggiunto cioè questa mi è sembrata in contraddizione con quello che diciamo, però forse ho capito male. Allora, per come l'ho vissuto io è autarchia con le porte aperte, perché se tu riesci a tenere le porte aperte, soprattutto in una città come questa, passa di tutto e di più, quindi gli stimoli sono assolutamente straordinari. In più la strumentazione cooperativa ti consente delle realizzazioni importanti utilizzando le risorse esistenti con dei costi di realizzazione molto bassi, costi vivi, perché hai il costo di personale, il costo della infrastruttura attrezzistica e così via, che è già sostenuto a bilancio. Quindi i maggiori costi per generare iniziative sono dei costi tutto sommato bassi. Il convegno che stiamo facendo qui costa 2.000 euro alla fine, no? Mi pare, perché tutti gli altri costi sono dei costi che stanno già a bilancio, sono dei costi sommersi in qualche modo. Il nostro costo è un costo che sta già nei bilanci delle rispettive strutture, no? Quindi il fatto di fare un'operazione di carattere autarchico è anche quello che abbiamo fatto qui. Questa è un'autarchia di polo, se vuoi, ma voglio dire, questi sono i sistemi poi per difendersi in qualche maniera, per ottenere comunque determinati risultati. Poi questi risultati hanno un maggiore o minore valore a seconda della comunicazione che si riesce a fare di queste iniziative e delle conclusioni che si possono trarre all'interno di queste iniziative. Ma, indirettamente stai citando Cristina e il problema della comunicazione che ha sollevato. Ma lei ha sollevato una serie di problemi. Sì, una serie di problemi. Ma perché ha messo tutto in proiezione verso il futuro, e questo io ho trovato estremamente interessante e importante. No? Ma per esempio uno dei problemi toccati da lei, ovvero sia la ricchezza delle collezioni e di alcune istituzioni, è una cosa che ti riguarda pure da vicino, tant'è vero che voi avete creato un bellissimo database che è l'Evidata, e questo tipo di iniziativa, per esempio, avete pensato che in prospettiva a un collegamento, a un qualcosa a inserire in SBN o una parte di quel tipo di... Allora, in questo momento una parte di Levidata è anche in SBN, ma la prospettiva è quella di riuscire a far passare tutto attraverso SBN, cioè di avere un collegamento completo e di legare il lavoro di produzione dei dati con altri lavori, come per esempio la digitalizzazione, come i restauri, come la creazione di strumenti di lavoro. Adesso, per esempio, con infinita difficoltà abbiamo al Palazzo Giustiniano lì liberato una stanza per mettere in piedi un laboratorio di digitalizzazione. Ma per esempio sarebbe interessante censire le attività di digitalizzazione in corso nel polo e con quali strumenti e con quale personale queste digitalizzazioni vengano realizzate, perché anche lì è possibile probabilmente introdurre delle economie di scala
utilizzare al meglio certi impianti esistenti con beneficio di tutti. Bene, no, io chiedo scusa all'organizzatore, che è Maurizio, come ribadisco, perché si è sviluppata una specie di dibattito, però visto che abbiamo un po' di tempo, se ci sono domande anche sulle altre relazioni, io direi di possiamo sfruttare questo spazio. Anche se i relatori vogliono precisare qualcosa, aggiungere. Altrimenti, prego. Scusa, allora, arpionato. c'è un tema che è stato sollevato da Giorgio Busetto e che lui sa che a me sta particolarmente a cuore, ma che anche alla luce delle cose che sono state dette sulla nostra scarsa capacità di comunicare, credo che sia da riprendere e cioè puntualizzare. In qualche modo noi ignoriamo completamente qual è il valore dei nostri asset fondamentali, no? Che sono asset cioè culturali, che sono legati sia al valore delle collezioni, cioè quindi è un valore fisico in qualche modo delle collezioni, ma anche sono degli asset da valorizzare e da considerare tutto quanto il complesso delle nostre attività e l'indotto che creano, per esempio, nella città di Venezia. Giorgio sa che io ho questa idea che mi frulla in testa da qualche tempo, ma che non riesco ad utilizzare. Sarebbe bello commissionare a dei professionisti, perché sono cose che noi non possiamo fare per cioè, conto nostro, un calcolo ragionato e critico sul valore delle nostre istituzioni, per quello che producono, per l'indotto che generano nella città, e probabilmente arriveremo a capire che siamo una parte piuttosto importante, rilevante. Certo non possiamo competere con gli introiti del turismo o con altre cose di questo genere, però quanto valgono le istituzioni culturali di Venezia? Qual è il valore finanziario, quindi c'è quel discorso fra il rapporto fra valore economico e finanziario delle loro attività. Se noi avessimo questi dati sarebbe secondo me una base di partenza interessante, sia per orientare gli investimenti ma anche per chiedere finanziamenti, perché a quel punto avremmo dei riscontri oggettivi sulle cose che facciamo. Questa è una cosa che potrebbe essere fatta, ovviamente ci sono dei cioè professionisti, adesso così per ridere, siccome seguo un'altra dei miei interessi nascosti, c'è una associazione in Italia che è l'Automoto Club Storico Italiano, l'ASI, che si occupa appunto di censire e valorizzare il patrimonio motoristico storico della nazione, le automobili, le motociclette, che ha commissionato a una di queste società che fanno le indagini di mercato quanto vale il complesso del loro settore, no? Che è fatto di collezionisti, è fatto di meccanici, di restauratori, di produttori di pezzi di ricambio, tutto quanto un mondo. Il calcolo finale è stato di un valore annuo di 2 miliardi e 300 mila euro, che non è forse una cifra stratosferica, ma è una cifra che ha consentito a loro di presentare questa ricerca in Senato di fronte a una serie di referenti politici e di
ottenere delle norme legislative che sono abbastanza recenti a favore del collezionismo di auto d'epoca, quindi facilitazioni sulle tasse di possesso. Ecco. È un esempio che c'entra fino a un certo punto, ma voglio dire, noi potremmo contare su dei valori che sono infinitamente superiori per quello che muoviamo, e a quel punto potremmo presentarci a alcuni tavoli, ai tavoli dei decisori politici con dei dati da far valere. Ovviamente questa è una cosa che implica la rottura di una serie di vincoli istituzionali, perché ovviamente in qualche modo bisogna mettere in pubblico i fatti propri, però insomma noi viviamo in un'epoca in cui ci hanno insegnato al corso per i dirigenti che feci anni fa, eccetera, il concetto di trasparenza assoluta, trasparenza totale, no? Noi dovremmo lavorare in quel senso, quindi tutto quello che noi facciamo, il valore delle nostre azioni, ma anche, poi questo si lega forse con delle cose che diremo anche domani, no? La trasparenza sui dati che produciamo, il riuso degli strumenti, quindi è stato citato appunto molto opportunamente da Marisa Montanari il piano triennale dell'Agit, ma questi sono dati che sono di interesse della comunità, sono di interesse collettivo, dovrebbero essere quantificati e valorizzati, e sarebbe bello che in una città come Venezia, che ha in un'area territoriale così ristretta un tale concentrato di ricchezza culturale, ma anche di cultura organizzativa, e la storia del polo va considerata con tutte le sue pecche, ma va considerata anche in questo senso. Sarebbe bello poter lavorare su una ipotesi di questo tipo. Ci sono altre domande da parte del pubblico? Quanto vale l'indice SBN, per esempio? Sì, sappiamo quanto costa, purtroppo. No. Quello che costa lo sappiamo, quello che è costato lo sappiamo. Quanto vale invece noi lo sappiamo. Però non lo sanno adesso. È molto giusto quello che stavi dicendo, cioè che dare dati porta sempre bene, no? Nel senso che noi più dati riusciamo ad avere e meglio ci poniamo nei confronti dei decisori pubblici. È vero, bisogna riconoscerlo che noi facciamo fatica perfino a rispondere. Io come ICO è praticamente impossibile, ma rispondere per esempio sui milioni di prestiti, no? I poli non danno notizie a me, i poli non se le danno fra di loro, nessuno sa. Però il Corriere della Sera se mi chiama, non è che mi chiama perché io sono simpatica, mi chiama dicendo: scusi, al volo sto andando in stampa, quanti sono i prestiti d'Italia in questo momento? Boh, quindi questo problema io lo sposo pienamente, il discorso che ha fatto Maurizio, lo sposo pienamente. Poi io però la mia esperienza personale non ve la posso negare, insomma, perché io questi discorsi ho tentato di farli in tutte le maniere, ma ti guardano, come diceva Crocetti, con l'occhio vitreo, che non gliene può fregare di meno, ma col cartello, capito? Non solo, ma che è indotto. E già quando tu dici che c'è un valore indotto hanno già perso tutto, perché quello che non è oggi e adesso non vale nulla, perché adesso è di moda questo, perché adesso si stacca il biglietto, in questo momento si stacca il biglietto, non so del museo, scusate, non ho precisato perché è quello l'interesse, senza neanche calcolare che di quel biglietto in tasca gliene va uno 0, però la politica oggi si fa così, che vi devo dire? Si chiama suicidio della democrazia. Bravo, Giorgio, ci voleva una sintesi. Esattamente così.
Cioè tu non hai modo di dirgli, ma scusa, aspetta un attimo, perché mi dici che ti crescono i biglietti dei musei del 20% e quindi non ti vuoi interessare di me? Di quel 20% di crescita, ma a te non te ne viene in tasca niente, perché c'è la società che ti tiene aperta la biglietteria, il personale che la società mette a disposizione della biglietteria, eccetera, in termini di royalties, ma che cosa gli viene? Non c'è museo al mondo, non c'è il Prado, non c'è gli Uffizi, non c'è il MoMA, non c'è nessuno museo che si mantenga senza una politica pubblica e solo con lo stacco del biglietto. Però questo in Italia non passa. Passa che hanno staccato il biglietto e quando parliamo noi passa che sono bisogni indotti, non abbiamo tempo da perdere. Ok? Questa è la mia esperienza personale. Questo non vuol dire che demordiamo, questo non vuol dire che cediamo, questo spero anche domani nel corso del nostro dibattito magari di ribadire alcuni punti, però dobbiamo sapere con che cosa abbiamo a che fare in questo momento. E torno, e poi chiudo, all'anarchia. Questa è la nostra anarchia, nel senso che noi abbiamo la consapevolezza che in casi di difficoltà, in tempi di crisi che sono quelli che noi stiamo vivendo, ognuno deve fare il suo mestiere, se volete così, perché tutti possano fare il loro mestiere. In tempi di vacche grasse puoi mettere le mani un po' di qua, un po' di là, che tanto poi in qualche maniera tutto torna. Questi non sono quei tempi per noi. Questi non sono tempi per noi. Noi dobbiamo fare il nostro mestiere. Non inventarci nulla, né per seguire le mode, né per seguire idee particolari, no, certo idee personali quante ne volete, però noi dobbiamo fare solo il nostro mestiere perché ci stiamo dentro pelo e non ci avanza niente. Quindi l'autarchia di Giorgio io la sposo in pieno e ovviamente nessuno meglio di me crede nella cooperazione, perché i due termini non sono contrari, Stefano, letti in questa maniera. Vabbè, volevo dire solo questo.